Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 22 febbraio. Ieri sera si è tenuto un importante incontro organizzato da Coldiretti presso la sala riunioni del mercato orticolo di Chioggia. Si è trattato di uno degli incontri periodici che si tengono per fare il punto della situazione, conoscere i soci e coglierne le problematiche, incontri ripresi dopo il periodo della pandemia. Presente il vicepresidente Silvano Bugno, il presidente Tiziana Favaretto e il direttore Giovanni Pasquali. La sala piena con tanto di ospiti in piedi ha dimostrato quanto vivi sono i settori di cui Coldiretti si occupa, agricoltura e pesca. La protesta dei trattori, come è stata chiamata, ha lanciato il messaggio che nessuno in questi anni abbia portato avanti trattative sindacali e che comunque non siano stati raggiunti risultati importanti. Ciò che si è voluto dimostrare con questo incontro e con gli altri che si tengono nei territori di Coldiretti sulla stessa falsariga è che tale messaggio è sbagliato. Orgoglio Coldiretti è stato chiamato l'incontro proprio per dare il giusto peso al lavoro che l'organizzazione svolge. La presidente Favaretto ha fatto un'attenta disamina della situazione e dei progressi che sono stati fatti, delle misure che sono state adottate a favore del settore e che ogni anno, tra l'altro, vanno ridiscusse. Coldiretti si fa portavoce delle scelte condivise tra i soci e porta avanti tematiche che sono sentite da molti tra loro e che si ritiene necessario portare alla discussione. Limitare il consumo del suolo a favore del fotovoltaico, favorire l'accesso al credito, prendere delle misure adeguate per tutelare i propri appezzamenti e coltivazioni dalla fauna selvatica sono alcune delle tematiche tra le più attuali. La battaglia più importante che Coldiretti sta conducendo adesso è quella contro il cibo sintetico, in cui si stanno investendo incredibili risorse e che vede altri 17 paesi seguire le orme dettate dall'Italia grazie proprio a Coldiretti. Il direttore Pasquali ha sollevato il tema europeo, ha voluto ribadire che se si è presenti al tavolo in cui si prendono le decisioni si può dare un contributo, ma se non si è presenti le decisioni si subiscono e qui è partito un invito non sottile ma esplicito ai soci a presentarsi alle urne in occasione delle vicine europee appoggiando candidati italiani per non ritrovarsi magari con un altro Timmermans che non sembra essere l'esponente più rappresentativo per le tematiche agricole e della pesca italiane. Cisgenesi e fitofarmaci sono tra i temi che con altri vanno monitorati e seguiti. La riunione è poi proseguita con gli altri ospiti, tra cui il presidente del consorzio Bacchiglione, Paolo Ferraresso, e con le esperienze dei soci. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. La mia crush di sabato scorso. Guarda che dici, ci scippi? Vedere. Joyce. Wow, sembra photoshoppato. No, aspetta, guarda questo. Dai, lo guardo dopo. Lasciami guidare. Tu che ne pensi? È un fake. Questa non è una tartaruga, è un dinosauro. Che figo. Non fare la scelta giusta. Fai l'unica scelta possibile. Il Ministero dei Trasporti ha lanciato una campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, ma uno spot ha scatenato polemiche immediate. Nello spot, infatti, che avete appena visto, alcune ragazze giocano con i telefonini mentre guidano e alla fine si verifica un incidente stradale, evidenziando quindi il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Questo ha generato un paradosso nel messaggio, poiché oltre a distrarsi con i telefonini, le ragazze non indossavano le cinture di sicurezza. La campagna potrebbe trasmettere un messaggio contrastante sulla sicurezza stradale. Dopo le critiche sui social media, sembra che il Ministero stia considerando il ritiro dello spot e la sua revisione. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi.
A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 Notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 Notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. La Regione del Veneto ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale a causa della diffusione eccezionale del granchio blu nell'annualità 2023. Questa decisione è stata presa in attesa dell'approvazione dei decreti ministeriali attuativi necessari per concedere gli aiuti emergenziali ai pescatori danneggiati. Una volta pubblicato il decreto ministeriale, le imprese colpite potranno richiedere indennizzi dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Secondo Cristiano Corazzari, assessore regionale alla pesca, tutte le lagune venete sono state danneggiate dalla diffusione del granchio blu. La legge di bilancio 2023 ha esteso il Fondo Calamità Naturali anche al settore della pesca, proprio per far fronte a danni da eventi eccezionali come la diffusione di specie aliene invasive. Corazzari sottolinea l'importanza di accelerare i tempi per fornire aiuti immediati ai pescatori, poiché la stagione del granchio è imminente e il settore della venericoltura rischia di scomparire. La relazione tecnica individua le aree danneggiate, comprese le lagune venete e le fasce marittime antistanti il litorale. Nel 2023 sono stati commercializzati 428.000 kg di granchio blu nei mercati ittici del Veneto, a cui vanno aggiunti i quantitativi non commercializzabili pescati nelle lagune di Porto Tolle e nelle altre lagune. Le indagini evidenziano una grave mortalità delle vongole filippine nelle sacche del Canarin e di Scardovari, con il seme risultato assente o morto nelle aree nursery campionate. La situazione richiede interventi tempestivi e misure di sostegno per salvaguardare il settore ittico regionale e proteggere l'ambiente marino. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Allora questa sera siamo all'ortomercato, c'è una riunione importante, ci sono tantissimi rappresentanti del mondo agricolo, abbiamo qua i rappresentanti della Coldiretti, c'è la serata chiamata Orgoglio, come mai Orgoglio Coldiretti? Cosa sta succedendo questa sera? Guardi, io sono Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia. Ogni anno incontriamo i nostri soci lungo le 7 zone della provincia di Venezia. Quest'anno il nostro titolo è Orgoglio Coldiretti, così per contestualizzare, ma di fatto è un appuntamento che tutti gli anni, eccetto gli ultimi 2, per problematiche legate alla pandemia e quindi al confronto, abbiamo sempre voluto, fortemente voluto, perché i territori noi li sentiamo e li viviamo sempre. Da una parte la parte sindacale fa vedere, condivide insieme il percorso fatto, quindi le problematiche che abbiamo discusso insieme e i risultati ottenuti, e dall'altra parte proprio gli agricoltori in questo contesto ci danno il loro sentore del territorio nel momento in cui siamo. È sempre stato un momento costruttivo e noi ci teniamo molto a questo tipo di rapporto con i nostri associati, quindi siamo orgogliosi dei nostri soci e della nostra Coldiretti. Sono Giovanni Pasquali, sono il direttore della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia e, come diceva il Presidente, stasera è l'occasione per incontrare i soci di Chioggia, dove andremo a trattare tutte le istanze che negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolare l'organizzazione ha portato avanti sia a livello nazionale che a livello europeo. In modo particolare abbiamo parecchie cose che siamo un po' critici verso l'Europa per le istanze e il comportamento che l'Europa sta tenendo.
di fatto ecco, quindi siamo qui, questa è l'occasione per confrontarci con i soci, capire il loro pensiero e trattare appunto quelle tematiche che dicevo prima, un esempio su tutti, il cibo sintetico, che ci sta molto a cuore perché è un argomento delicato che siamo convinti che in futuro possa creare delle problematiche al mondo agricolo, e quindi di fatto anche questo, tra questo una serie di varie tematiche che andremo a trattare stasera. Voi vi interessate anche di pesca, non soltanto di agricoltura. Assolutamente. Il nostro territorio è un territorio che è ricco di entrambe le cose. Esatto. Sì, il settore della pesca è un settore molto importante per Coldiretti, e infatti come la nostra, chiamiamola sezione se vogliamo definire, che si chiama Coldiretti Impresa Pesca, stiamo seguendo diverse aziende della pesca e in questi ultimi anni siamo cresciuti molto, quindi molti soci ci hanno dato fiducia e si sono associati a Coldiretti, e anche questo è un mondo che ha delle problematiche importanti. Non è solo il granchio blu, ma ci sono alcune situazioni, saccatoro per dire, situazioni che stiamo trattando con la Regione e anche con il provveditorato, proprio perché ne va della sopravvivenza di questo settore. Ed è un settore fondamentale. Ricordiamoci che Chioggia è diventata la prima marineria d'Italia, e questo la dice lunga dell'importanza del settore pesca su Chioggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 22 febbraio, è la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina, vi saluto. Vi ringrazio, se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.